Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati a tutti amici dell'oroscopo, ritorniamo dalle nostre stelle, le stelle di Radio.0, per andare a sentire le ultime novità di questo mercoledì 13 ottobre. Allora lasciamo subito a loro la parola, iniziamo dall'Ariete. Periodo decisamente buono con Venere alleata nel Sagittario per un incontro speciale con una persona che saprà superare la vostra diffidenza e selettività. Non dimostrate rabbia davanti alla superficialità e alla faciloneria di un collaboratore, calmatevi. Toro, la vostra curiosità è stimolata da Urano nel segno oggi. Avete voglia di stringere amicizie nuove al di fuori del consueto giro e ne sarete molto arricchiti. Sul lavoro riuscirete poi a dire un no secco a chi vorrebbe affidarvi compiti che non vi competono. Gemelli, imparerete ad essere pazienti anche con un amico che esagera a volte con le richieste. Meraviglierete tutti non perdendo le staffe, come invece ogni tanto vi capita. Prima di prendere decisioni professionali fate maturare le idee in vista di un bel successo personale alla fine. Cancro, con la luna che transita nell'opposto Capricorno, tensioni per piccole distrazioni in giornata, rischiate di agire con impulsività o con troppa irruenza, quel che vi ci vuole è il sangue freddo. Plutone vi avverso, siete caldamente invitati a sistemare eventuali situazioni lasciate finora in sospeso. Leone, Venere in Sagittario vi sorride oggi, riuscirete sempre ad addolcire la pillola e a trovare il lato positivo in tutto quello che dovrete affrontare. Con Giove contrario però non invischiatevi in questioni legali, rifiutatevi piuttosto di firmare contratti ambigui. Vergine, per merito della luna benevola, calamiterete persone e circostanze piacevoli in giornata, afferrate al volo quella felicità che per chissà quale motivo a volte vi negate. Saprete essere all'altezza poi di risolvere un problema che tormenta una persona che avete a cuore. Bilancia, per colpa della luna ostile a Marte e al Sole, in questo mercoledì non pensate di porre fine alla vostra relazione alla prima contrarietà. L'amore che vi unisce è sincero e profondo. Se al di fuori del lavoro incontrate un collega con cui avete delle diatribe, evitatelo, non trascendete. Scorpione, visto che Nettuno è favorevole, sarete generosi con chi ha bisogno, vi sentite in pace, molto soddisfatti perché avrete la consapevolezza di aver fatto del bene. Nella professione però non tentate l'impossibile, puntate sui progressi relativi, ma certi e continuativi. Sagittario, grazie a Venere in sestile a Saturno, l'entusiasmo e l'ottimismo che segneranno la giornata vi metteranno in condizione di essere più efficienti del solito. Provate a sfruttare al massimo le vostre risorse per un obiettivo a cui tenete in modo particolare. Capricorno, con una rete di aspetti che unisce la Luna a diversi pianeti del vostro cielo, frequenterete persone in sintonia con voi, condividendo aspirazioni e progetti. Per contenere l'azione piuttosto aggressiva di Marte contrario in giornata adottate una tecnica di rilassamento, un segreto delle stelle. Acquario, Giove e Venere sono complici. Se siete single è il momento di incontri appassionati, di storie mozzafiato, anche se Saturno potrebbe creare qualche intoppo. Un chiarimento sempre rinviato vi restituirà finalmente una bella amicizia, rendendovi soddisfatti e anche contenti. E chiudiamo infine con i pesci. Il sestile della luna in Capricorno con Nettuno promette di armonizzare la vostra vita affettiva, un periodo magico per nuove conoscenze e desideri romantici. Avrete la possibilità di arginare poi le difficoltà di un familiare e ricondurlo su una strada più equilibrata. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle del giorno. Noi ci diamo appuntamento domani, sempre qui, sempre alla stessa ora per tutte le novità. Intanto a tutti una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0